Viola, che è giudice del Tribunale dei Minori, si dice Tribunale dei Minori, Tribunale dei Minori, che anche lui in passato si è occupato più volte di questo tema in incontri anche qui in città, io lo ricordo alla presentazione del libro di Chiara Lalli, e quindi ti do la parola, grazie. Grazie a voi per avermi dato appunto questa opportunità di riaggiornare un po' le mie conoscenze dopo appunto quella iniziativa dello scorso anno su questa materia. Io dovrò necessariamente smorzare i toni rispetto all'appassionato intervento della professoressa Patrizzi, sia perché ho poca voce avendo parlato tutta la mattina in udienza, sia perché obiettivamente le mie competenze sono ovviamente solamente strettamente giuridiche. Lo stato della legislazione, soprattutto nazionale, è assai deprimente e quindi diciamo è difficile riuscire ad alzare i toni. Io voglio, cercando di mantenermi in tempi assolutamente ragionevoli, farvi semplicemente un flash su quello che è lo stato della legislazione nazionale ed europea e soprattutto ricordare a chi non lo conosce alcune sentenze sia nazionali che internazionali per quanto ci riguardano, che possono sicuramente stanno aprendo il campo a delle modifiche possibili sicuramente in senso positivo. Partendo appunto dal quasi zero che è la legislazione italiana, perché sapete tutti che né in Costituzione né nel Codice Civile vi è la previsione della possibilità di matrimonio per coppie omosessuali. Soltanto recentemente con la legge del dicembre del 2012 è iniziato un procedimento che tende a parificare i diritti dei figli delle coppie sposate regolarmente a quelli dei figli di coppie non sposate. C'è soltanto qualche piccola, diciamo, apertura al di là della famiglia tradizionale costituita appunto nel matrimonio previsto dal Codice Civile, in materia nella legge per le adozioni del 1983, laddove se l'adozione è riservata soltanto a chi è coniugato già da 3 anni, eccetera, eccetera, però è possibile per esempio l'affidamento temporaneo di minori che sono in stato di disagio a famiglie, in questo senso in termini generali, e poi capiremo più avanti perché è un riferimento importante, questo riferimento generico diciamo, oppure anche a singoli. E così pure per quanto concerne la legislazione relativa all'adozione internazionale è prevista la possibilità dalla nostra legge, sempre nella legge sulle adozioni, che si possa dar luogo ad una scusate, prima dell'adozione internazionale mi viene in mente un'altra ipotesi: oltre che questo affidamento temporaneo è possibile l'adozione cosiddetta speciale, che è quella che non recide i legami tra il minore e la famiglia di origine. È possibile questa adozione in casi particolari, ai sensi appunto dell'articolo 44 lettera D, che viene interpretato normalmente laddove non sia possibile un affidamento per-adottivo oppure in situazioni particolari non disciplinate specificamente dalla legge, ma nelle quali sono state fatte rientrare varie volte, ed è successo anche a Sassari, per esempio l'adozione da parte di un single, di un minore straniero, purché vi sia presupposta già in precedenza un legame affettivo tra la persona che chiede di adottare ed il minore, quindi diciamo non un'adozione costruita d'arte per aggirare la legislazione nazionale ed internazionale. Questo è lo stato della legislazione italiana. Vi è stato già fatto riferimento a quella che è poi la legislazione invece dei paesi europei e anche extraeuropei, che certamente in vari paesi è più avanti, perché in vari paesi riconoscono la possibilità di matrimoni tra coppie gay, in vari paesi riconoscono la possibilità di registrare appunto le unioni di fatto, cosa che in Italia ancora non è avvenuta. Il sindaco vi ha ricordato che a Sassari, come in tanti altri comuni d'Italia, sono stati istituiti questi registri che hanno però soltanto un valore ovviamente soltanto simbolico finché non cambierà la legislazione.
In vari paesi d'Europa, dicevo, oltre che del mondo, invece sono previste legislazioni più avanzate. In Spagna, per esempio, nel 2005 è stato possibile, semplicemente mutando il termine da marito e moglie a consorte, modificare tutta quanta la legislazione spagnola e rendere possibile il matrimonio tra persone che hanno lo stesso sesso. In America ancora esiste un regime cosiddetto di doppio binario, cioè il regime statale e il regime federale, e si discute quanto possano interferire uno sull'altro, perché quello federale vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e invece alcuni stati come la California hanno fatto una legislazione nazionale che prevede espressamente questa possibilità. Io volevo fare riferimento appunto diciamo, gli spiragli quali sono. La Costituzione italiana prevede che lo Stato comunque nel legiferare debba conformarsi ai trattati internazionali generalmente riconosciuti, alle convenzioni internazionali, a quelle che ha ratificato rendendo le leggi dello Stato, e quindi ci porta fuori, per fortuna, dal sentiero nazionale a quelli che sono i contenuti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 50, alla Convenzione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è divenuta ormai parte integrante del nostro ordinamento alla fine del 2009 con il Trattato di Lisbona. Perché? Perché queste convenzioni internazionali che noi abbiamo recepito e che dobbiamo osservare prevedono in vari punti il diritto alla famiglia, diciamo, alla vita familiare, il divieto di discriminazione, la libertà di circolazione all'interno evidentemente dell'Unione Europea, e anche la necessità di salvaguardare l'interesse del minore laddove sia coinvolto in controversie che lo riguardano, ritenendolo preminente rispetto all'interesse delle persone maggiori di età. È evidente che attraverso i ricorsi che vengono effettuati da parte dei cittadini alle corti che si occupano delle rispettive diritti, quindi sostanzialmente la Corte di Strasburgo, è possibile che venga accertata a livello internazionale la violazione da parte dei singoli stati di questi principi o di questi diritti o di questi divieti. È evidente che non c'è poi un obbligo specifico dello Stato, però la Corte può impegnare in qualche modo il Parlamento, lo Stato sovrano, a modificare una legge laddove ritenga che una legge nazionale contrasti con i principi internazionali, oppure, quando ciò non sia possibile, riconoscendo un equo indennizzo a chi ha adito a queste corti internazionali. L'importanza appunto è che comunque questa giurisprudenza che si sta formando negli ultimi anni sull'osservanza delle convenzioni, seppur non direttamente vincolante per il giudice italiano, però costituisce ovviamente un presupposto fondamentale di interpretazione dal quale non si può prescindere per cercare di armonizzare la legislazione italiana, l'interpretazione della legislazione italiana con la normativa europea, passando naturalmente per la costituzionalità della legge. A proposito di sentenze più o meno recenti, sicuramente la Corte Costituzionale con la sentenza del 2010, la 138, che è stata pubblicata e commentata in diversi siti, che sicuramente conosciamo tutti quanti, ha espressamente, seppur escludendo l'illegittimità nazionale costituzionale delle norme che limitano l'applicazione dell'istituto matrimoniale alle sole unioni tra uomo e donna, ha però affermato che due persone dello stesso sesso hanno comunque il diritto fondamentale, quindi riconosciuto dall'articolo 2 della Costituzione, di ottenere il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri della loro stabile unione nei modi e nei limiti che spetta al Parlamento di stabilire. È evidente che viene lasciata al Parlamento, poi si discute se debba essere il legislatore ordinario o nel nostro caso addirittura il legislatore costituzionale, a modificare la normativa in materia di matrimonio. Certo è che la Corte Costituzionale ha messo già un paletto importante, seguendo poi, come vi dirò rapidamente, la giurisprudenza ormai che è dominante in Europa, rispetto al quale questa unione comunque costituisce una famiglia e che deve essere tutelata naturalmente nei limiti e nei modi, fin tanto che non ci sarà una nuova legge,
nei quali si ravvisi per esempio discriminazione rispetto a situazioni similari di coppie regolarmente sposate. Un'altra sentenza recentissima, che viene addirittura dopo quella della Cassazione del gennaio 2013, di cui lo stesso hanno parlato tutti quanti i giornali, è la sentenza della Corte di Strasburgo del 19 febbraio del 2013, che ha affrontato un caso nel quale veniva denunciato il divieto di un'osservanza da parte dell'Austria del divieto di discriminazione, condannando l'Austria per non aver accolto la richiesta avanzata da due donne unite da una relazione di fatto e dal figlio allora dodicenne di una delle due di consentire l'adozione del figlio minore di una delle due donne da parte della sua compagna, così da poter ottenere l'esercizio della potestà genitoriale congiunta. Questa è una sentenza recentissima del febbraio 2013 che segue un'altra sentenza che lo stesso credo che conoscono tutti quanti, se non altro perché è del 2010 e ovviamente se ne è parlato in casi analoghi, che è quella emessa nel processo di Schalke Kapf contro l'Austria sempre il 24 giugno del 2010, con la quale si è detto che da un lato che non esiste l'obbligo da parte degli Stati di conformarsi alla normativa internazionale, ma però devono in qualche modo adeguarsi al concetto nuovo di famiglia come si è evoluto nella società, permettendo quindi e riconoscendo dei diritti così come riconosciuti alle coppie regolarmente sposate dall'unione di fatto, anche alle coppie omosessuali, perché anche queste coppie, laddove hanno una stabilità, rientrano nel concetto di famiglia. La sentenza di cui ha fatto cenno prima la professoressa Patrizzi del gennaio del 2013, invece della Cassazione civile, è un caso di cui lo stesso hanno parlato tutti quanti i giornali, assai stringata nella motivazione, ma è molto importante per quello che ci riguarda, perché ha affrontato un caso in cui un genitore di religione musulmana chiedeva che venisse annullata la decisione della Corte d'Appello con la quale era stata affidata in via esclusiva il figlio minore alla madre, deducendo il padre che il figlio avrebbe vissuto una situazione di disagio non consona perché la madre conviveva con una donna. La Cassazione ha stabilito nella sua massima, rigettando il ricorso di questo padre, che non c'è nessun dato scientifico, leggo testualmente, non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è tutto da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino. Questa è una sentenza di pochi mesi fa che segue il solco di altre sentenze, lo stesso della nostra Corte di Cassazione, che vi vado lo stesso rapidamente a ricordare. Nel 2012, nel marzo del 2012, era stata lo stesso una sentenza, la 4114, nella quale si discuteva sulla possibilità di trascrivere in Italia il matrimonio contratto all'AIA da due cittadini italiani dello stesso sesso. Anche in questo caso la Corte di Cassazione ha detto che bisogna tenere conto dell'evoluzione del diritto sovranazionale, che non consente più di ritenere presupposto indispensabile per l'esistenza stessa del matrimonio la diversità di sesso dei due coniugi, superando quindi il criterio naturalistico di cui si parlava poco fa, ed ha affermato che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione, quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente in una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, in quel caso tutela di altri diritti fondamentali, in presenza dei quali ben i cittadini possono adire ai giudici comuni per ottenere il riconoscimento di questi specifici diritti, se riconosciuti alla omogenea coppia regolarmente sposata. Conoscete anche sicuramente la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che è famosa, è la più famosa tra quelle emesse dai giudici di merito del febbraio del 2012. In questo caso era un cittadino uruguaiano al quale la questura aveva negato la carta di soggiorno
nonostante fosse coniuge di un cittadino italiano con cui aveva contratto matrimonio in Spagna, naturalmente non trascritto in Italia, per quello che vi ho detto. Anche in questo caso il Tribunale ha riconosciuto prevalente la normativa europea che riconosce appunto il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente in qualsiasi paese del territorio dell'Unione Europea. E così pure una sentenza della Cassazione, che però è una sentenza della Cassazione penale che si è occupata di un caso nel quale si discuteva del diritto di immigrazione, una sentenza del 2011, ha riconosciuto lo stesso il diritto di poter soggiornare nel territorio dello Stato italiano ad un cittadino che si trovava in una situazione analoga. Dal punto di vista internazionale, e cerco di andare lo stesso rapidamente, altre sentenze che sono sicuramente importanti e che costituiscono appunto il quadro di riferimento ormai di tutti quanti cittadini e magistratura che devono affrontare questi problemi sono sicuramente le sentenze della Corte di Strasburgo, che si è occupata per esempio di casi che hanno visto convenuto lo Stato polacco. La sentenza Kozak contro Polonia del 2 marzo 2010 ha riguardato il rifiuto delle autorità polacche di riconoscere al partner omosessuale il diritto di succedere nel contratto di locazione del proprio compagno deceduto. La Corte ha osservato in proposito che nel bilanciamento tra la protezione della famiglia e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, lo Stato deve tenere in considerazione gli sviluppi della società e quindi ritenere che non vi sia una sola forma di famiglia o di vita privata, ritenendo quindi violati gli articoli 8 e 14 della Convenzione. In un'altra causa nella quale invece i cittadini convenivano la Francia, sentenza 22 gennaio 2008, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che il rigetto da parte dell'autorità amministrativa della domanda di accordo finalizzata all'adozione di un bambino da parte di una lesbica nubile convivente con la sua partner configurasse una violazione sempre degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Altra sentenza pronunciata nel 2010, nel luglio 22 contro l'Austria, ha stabilito che la mancata estensione al partner omosessuale dell'assicurazione di malattia e dell'assicurazione contro gli incidenti anche qua fosse contraria agli articoli 8 e 14 della CEDU. Da tutta questa giurisprudenza che si è formata nel corso di questi anni, sia appunto a livello europeo che a livello nazionale, credo che si possano trarre degli auspici rispetto a quella che è la spinta ovviamente nei confronti del legislatore italiano, che prima o poi non potrà non tenere conto che si sta formando ormai un diritto vivente, che è quello che nasce dalle sentenze che si occupano di violazioni di casi specifici, che evidentemente impone o imporrà la regolamentazione sia da un punto di vista formale del matrimonio che per quanto concerne le unioni di fatto, in funzione appunto di un maggior riconoscimento dei diritti. Io per quanto mi fermo alla legislazione e alla giurisprudenza nazionale e internazionale, mi era stato chiesto ovviamente dagli organizzatori di verificare se ci fossero stati anche dei precedenti a livello locale. A me personalmente non era capitato niente in proposito. Io ho interpellato in questi giorni sia il Presidente del Tribunale dei minorenni di Sassari che il Presidente del Tribunale dei minorenni di Cagliari, i quali mi hanno riferito che a loro non constavano domande in materia di affidamento e adozione da coppie dichiaratesi omosessuali e pertanto diciamo allo Stato locale, sullo Stato della giurisprudenza locale null'altro posso dire. Vi ringrazio.